Amici bellini, allora è uscita la situazione di Lobotka, quindi diventa cronaca il focus sugli infortuni e io vi porto una chiacchierata. Noi non risolviamo niente, non è che abbiamo la soluzione oppure abbiamo scoperto il perché di certe cose. È una chiacchierata che facciamo molto informale tra me, Guido e un fisioterapista che ha lavorato nel calcio anche a livelli di Serie A, di modo che insomma apriamo un attimo quella che è la comunicazione che riguarda anche gli infortuni, che secondo me è uno di quei temi sul calcio che viene trattato un pochino in maniera troppo semplicistica, troppo banale, senza mai andare nel profondo. Se poi non sempre arrivano i report degli allenamenti, se non si va nello specifico di certe problematiche, ognuno dice la sua. Vabbè, è stata la preparazione, è stata la mancanza di preparazione, è stato un infortunio per sfortuna, è stato uno sfortunio. Quindi facendo un recap generale, quello di Lobotka va inquadrato in un infortunio traumatico, quindi non possiamo dire li hai sfruttati troppo, li hai spremuti e quindi si arriva all'infortunio. Quindi io vi lascio con questa chiacchierata. La notizia è che Lobotka probabilmente ne avrà per un mese e sarà interessante capire che facciamo, mettiamo Gilmour, arretriamo De Bruyne, quindi questo è un discorso a prescindere. Un'altra notizia è quella di Milinkovic-Savic, che a quanto pare ha giocato con un'infiltrazione. Questo ci fa riflettere sul fatto che probabilmente Milinkovic-Savic ha scavalcato nelle gerarchie Meret, perché se gioca con un'infiltrazione vuol dire che Conte lo preferisce ad oggi. E quindi lasciate i like, do il benvenuto ad Alan Leroy, potrebbe essere così, lasciate il like perché così cerco di portarvi anche qualche contenuto extra che possa aprire una finestra su un nuovo modo di comunicare nel calcio, perché esiste il gesto tecnico ma esiste anche il prima e il dopo. Un gesto tecnico, le prevenzioni, i dati di cui ci ha parlato Edoardo De Laurentiis, quindi io non ho la presunzione di risolvere niente, ma mi fa piacere e ringrazio Gennaro che me l'ha proposto, aprire una porticina su quella che è la comunicazione da parte degli specialisti, quindi dei medici, dei fisioterapisti, che abbiano una voce anche loro nell'ambito calcistico, altrimenti ognuno dice la propria senza però sapere in effetti, perché le professionalità sono le cose più importanti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ve lo dico prima così dopo voi lasciate il like dopo. Vai. Amici bellini, è un onore e un piacere potervi presentare il dottor Alfonso Caprioli per parlare un pochino della situazione degli infortuni in casa Napoli, perché è anche cronaca, perché è uscita un'altra diagnosi. Il dottore, tra l'altro, ha lavorato, tra le altre sue esperienze, nel calcio anche a livello di Serie A con il Pomigliano femminile, quindi io ringrazio il dottor Caprioli per essere qui con noi. Benvenuto. Salve a tutti. Dottore, io le do del tu, quindi passiamo al tu, sono stato autorizzato. Senza problemi, diamoci del tu. Allora, situazione infortuni, insomma il Napoli sta gestendo questa situazione, un po' di emergenza in difesa. La prima domanda che mi viene da farti è sulla situazione di Buongiorno, perché Buongiorno ha avuto qualche problemino anche l'anno scorso, poi c'è stata questa operazione d'estate e si è parlato di pubalgia. Com'è la situazione secondo te? Allora, sicuramente quando si parla di pubalgia andiamo, diciamo, a parlare di un distretto particolare abbastanza complesso, perché soprattutto nel calcio la pubalgia è una brutta tegola da gestire, quindi va sicuramente monitorato come problema, e può succedere che durante la fase del campionato può avvenire qualche ricaduta. La pubalgia purtroppo è un campanello d'allarme che non va trascurato e va trattata in un certo modo, sia nella fase acuta che per quanto riguarda il discorso di prevenzione. E poi lo staff sanitario del Napoli non è su queste cose all'avanguardia, quindi sanno bene come gestire il problema. E introduco al volo anche il nostro Guido. Guido, io ti presento ufficialmente al dottor Caprioli, che Salve, tra l'altro
che tra l'altro ci diceva in pre-video che ha lavorato anche col dottor De Nicola, a cui noi siamo molto affezionati perché all'epoca eravamo veramente un'eccellenza, cioè pochissimi infortuni e la parola d'ordine era prevenzione, quindi Sì, lui ci tiene ancora, non è che non ci tiene più, ci tiene ancora la prevenzione. A noi giovani fisioterapisti ci ha inculcato, diciamo, la forma mentis dell'aspetto della prevenzione, che poi nei decenni successivi con i fatti ha dimostrato di essere diciamo, un elemento fondamentale soprattutto nell'ambito del professionismo, no? Dove le partite sono tante, i carichi di lavoro sono quelli che sono, e quindi diciamo abbiamo poi negli anni approfondito anche l'aspetto della prevenzione, perché è giusto che sia così. Dottore, per quanto riguarda Buongiorno, per chiudere, e adesso poi passo la parola a Guido, secondo te, visto che se c'è questo problemino di pubalgia, che è una cosa fastidiosa che tutti gli atleti hanno sempre raccontato, che poi ti porta a non essere mai del tutto al 100%, secondo te si può gestire, cioè arriva un momento dopo... Faccio un esempio, dopo 3-4 partite da titolare è il caso di far rifiatare e quindi avere una gestione proprio scientifica del suo minutaggio? Ma sicuramente per i ritmi che ci sono, quest'anno c'è anche, diciamo, siamo impegnati anche in Coppa, è giusto che ci sia un turnover, è giusto che ci sia, diciamo, un attimo in cui non si spinge sempre il piede sull'acceleratore, e quindi diamo la possibilità a tutti di recuperare e quindi poi nello stesso tempo di essere pronti per essere disponibili diciamo, agli ordini del mister Conte. Guido. Intanto buon pomeriggio dottore. Io tra l'altro mi trovai a un convegno e anche un corso di aggiornamento dei giornalisti che era medicina dello sport e fu portato il caso Napoli, sì, che era un caso molto curioso perché nella narrazione la punta di diamante era il Milan, per il Milan Lab. Che era uno degli ultimi posti, invece il Napoli era primo in Europa. Sì, è vero, ma sono dati certi. Il dottor De Nicola e con i suoi collaboratori Canonico, De Luca, diciamo sono stati per diversi anni punti di riferimento, lo sono ancora un punto di riferimento e quindi anche per quanto riguarda le società europee. Diciamo, era un caso curioso perché succede anche all'estero, quello che avviene a Napoli, avviene in Italia, a Napoli, avviene anche al Manchester City. Sì, era un caso curioso perché nell'immaginario collettivo era il Milan la squadra da seguire e invece nonostante i investimenti, Milan Lab eccetera eccetera, e invece avevano continui infortuni e il Napoli, pur con tutti i suoi limiti strutturali, nel caso mi riferisco proprio alla struttura, e invece ed è anche un caso giornalistico, Valerio, se pensi come è stato trattato giornalisticamente il dottor Nicola, manco fosse un passante, ma non l'ultimo scena del villaggio, un passante liquidato, perché possono terminare tranquillamente i rapporti professionali in qualunque ambiente, ci mancherebbe, se no saremmo tutti re a vita, però ricordiamocelo, c'è bollato come se fosse l'ultimo degli incompetenti. Questo è un argomento gigantesco, quello della medicina dello sport, degli infortuni, affrontato con la stessa superficialità con la quale si affronta il calcio. Se dobbiamo subire una delle frasi più ascoltate, no? I riferimenti al passato, da un punto di vista di nuovo dell'infortunistica, cioè non ha nulla a che vedere, perché è cambiato tutto. E quindi è anche sbagliato chiedere i pareri e sentire i pareri di ex calciatori, che faccio solo un esempio: negli anni 70 e negli anni 80, mi concludo, mi scuso per la lunga, l'infortunio al menisco era molto più frequente ed era una iattura. Si stava fermi mesi prima. Non dico una sciocchezza, dottore? No, confermo. E adesso è frequente solo in collaborazione, scusate il termine sbagliato, cioè quando ti rompi i crociati. È inutile fare l'elenco salviniano, è cambiato il pallone, le tecniche di allenamento, l'alimentazione, i fisici dei calciatori, le tecniche di gioco, e invece viene affrontato nella stessa maniera. Una cosa non è cambiata, e qui la mia domanda, che i giocatori più spettacolari, più bravi, le giocate più spettacolari portano emozioni, spettacolo, sponsor, eccetera eccetera. Allora qual è il compromesso, la punta di equilibrio tra cercare di salvaguardare l'integrità e la salute dei giocatori, che comunque portano spettacolo, e queste esigenze chiamiamole commerciali, perché per spingere al massimo questa macchina poi tu casomai perdi
determinati calciatori, e questo con tutto quello che ne conviene per quanto riguarda non solo lo spettacolo, ma anche, volendo, proprio la bellezza dell'evento sportivo. Hai citato un argomento abbastanza complesso, dove purtroppo ci sono tante pressioni da parte, diciamo, di tutto il sistema. Sicuramente però ti posso assicurare che dove ci sono delle menti solide, dove ci sono delle persone che hanno interesse a far crescere la propria, diciamo, il proprio team, quindi quando parlo di team parlo sia degli atleti che dello staff, si cerca sempre di dare il massimo. Rifacendoci al discorso del Napoli, sicuramente c'è la massima disponibilità per fare in modo che tutti stiano bene e siano disponibili per, diciamo, gli impegni calcistici. A volte l'atleta è stanco mentalmente, anche perché deve fare delle prestazioni, e le prestazioni hanno la loro importanza, quindi non è facile gestire la mente, gestire le problematiche muscolari, non è facile gestire un gruppo di ragazzi che poi ognuno vuole giocare, ognuno vuole scendere in campo, vuole giocare, vuole dare il massimo. Soprattutto al Maradona penso che chi è che il pomeriggio non voglia scendere in campo. C'è l'aspetto alimentare che a Napoli viene curato tantissimo, in maniera maniacale. Poi da Conte, che con Canonico, col professore Giordano, negli anni hanno fatto dei lavori eccezionali, con Alfonso De Nicola in primis sull'alimentazione, sul DNA hanno fatto degli studi che forse sono oggi all'avanguardia a livello mondiale. Mi sembra un po' assurdo che nel panorama di una realtà così complessa e meravigliosa come il calcio professionistico, nei vari tavoli decisionali manchino determinate figure importanti. Ci sono troppi dirigenti, parlo anche a livello FIFA, UEFA, e secondo me un rappresentante del settore medico e un rappresentante del settore della fisioterapia dovrebbe essere presente, perché più passa il tempo e più Maradona veramente aveva ragione su molti aspetti, perché poi paradossalmente qual è la core business della situazione? La partita. Certo. E noi dovremmo... la vittoria soprattutto. Sì, quella è l'unica cosa che conta. Quindi noi dovremmo concentrarci per renderla in maniera più bella, spettacolare, equa, corretta da tutti i punti di vista anche extracalcistici, ma quello è un altro discorso, lo sviluppo sportivo dell'evento, e vengono meno delle figure. Ma se un giocatore è infortunato o rende meno, non viene meno l'evento, e quindi nell'arco, chiamiamolo, costituzionale, la figura medica dovrebbe essere presente nei tavoli decisionali. Su certe cose siamo un po' dietro, su certe cose siamo dietro. Non parlo del Napoli, ho detto io parlo in generale. Proprio ho detto no, da questo momento non servono 3.700 vicepresidenti quando si rinuncia al vino, però serve un rappresentante dei giocatori, un rappresentante degli arbitri, un rappresentante del settore medico, medico doppio, sia medico che fisioterapia, perché sono due cose complementari. Potenziare gli organici, potenziare i team, certo. Perché ciascuno fa capire meglio un aspetto che tutti questi dirigenti non considerano. Tra l'altro alcuni di questi casomai non hanno mai toccato un pallone, che sta cambiando, perché anche quello sta cambiando. Ci sarà il pallone con la semi-intelligenza artificiale, cioè si dice sempre il calcio sta cambiando, e poi queste dinamiche invece vengono trascurate. Allora com'è che sta cambiando questo campo? Valerio, torno a te la parola, se no parlo solo io. No, è interessante perché arriviamo poi al discorso della gestione, che ovviamente mi ricorda un pochino il periodo in cui arrivò Benitez e voleva in qualche modo aprirci alla possibilità di nemmeno chiamarlo turnover, ma nella naturalità di un'alternanza di giocatori, secondo me anche per non arrivare a quei sovraccarichi. Professore, spesso si legge affaticamento muscolare. Per far capire un po' a tutti, non è che uno è stanco, ma è un momento in cui se poi spingi rischi l'infortunio. Puoi rischiare un infortunio serio, sì. In quel momento bisogna avere una buona gestione, un buon lavoro di prevenzione, devi sapere quando un calciatore può spingere, fino a che punto può spingere. Sono tanti gli aspetti che ti portano poi a dare delle conclusioni, e durante i 90 minuti non è facile da parte, diciamo, dello staff
sia tecnico che sanitario. Fare delle valutazioni è una cosa abbastanza complessa, perché te lo posso assicurare, durante la prestazione nessuno vuole tirarsi indietro, quindi non è semplice la gestione durante le partite, valutare, fare delle scelte. Sì. Sono per il turnover, sono per il lavoro intenso durante la settimana, con le giuste valutazioni sia dal punto di vista tecnico sia atletico che sanitario. Devono essere monitorati tutti i giorni, perché è importante tenerli monitorati, però diventa fondamentale la gestione delle partite in base quindi spingere forte, perché spesso si è parlato forse i allenamenti di Conte sono eccessivi, si può dare il massimo nell'allenamento per poi trovarsi in partita più leggero. Guarda, mister Conte su queste cose è forte. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che sta avanti, ha uno staff all'avanguardia, è attento. Poi naturalmente se ti capita un infortunio durante la partita di gioco non ci puoi fare niente. Chi è che vuole andare in campo sapendo che non hai un calciatore al massimo, al massimo? Sarebbe utile e opportuno che lo staff medico intervenisse e spiegasse le differenze per preservare non solo il suo lavoro ma anche lo sciacallaggio di fronte a una narrazione, perché poi dice: vedete, quest'anno il Napoli ha una marea di infortuni e bisogna fare un distinguo di certi infortuni. È vero che è un infortunio muscolare, ma è un infortunio muscolare, vuol dire casuale, non necessariamente dettato dai carichi di lavoro, quindi auspico un saggio puntuale ma fermo intervento sempre più preciso degli staff medici nel calcio, per limitare la narrazione qualunquistica che avviene invece nel calcio, in un settore, ripeto, dove invece non bisognerebbe essere così superficiali. In genere non si dovrebbe essere superficiali nella vita, però lo concediamo 11 filari. Su questo no, perché non tutti gli infortuni sono uguali, non tutte le dinamiche degli infortuni sono uguali e alcune cose sono veramente imponderabili, e lì lo staff medico potrebbe essere, casomai non interviene di persona, aiuta, dice l'allenatore: guarda, è successo questo, per quanto che a volte serve del tempo, la diagnostica, la risonanza, però è importante che voi diventiate sempre più protagonisti. Bisogna migliorare la comunicazione, perché altrimenti si crea confusione o addirittura si alimentano quelle teorie un po', non dico complotiste. Bisogna leggere e ascoltare dei messaggi concreti, non bisogna certo fare del qualunquismo. Bisogna sempre avere delle notizie certe prima di dare delle notizie. Questo è alla base di tutto, per il rispetto di chi lavora. Dottore, una di queste cose ci riporta, perché tu, scusami, mi hai dammi detto del tu, Valerio, dammi del tu. No, mi viene, perché poi pure Guido sta dando del lei, quindi vado. No, mi dicevi che hai visitato i vari centri sportivi anche di tutta Italia. Sì, ho avuto la possibilità di visitare diverse strutture sportive di calcio di Serie A, e diciamo tra i tanti, quello che mi ha sconvolto, la Park. Ci sono stato 2 volte, ho avuto la fortuna, grazie al dottor Barone che non c'è più, di visitare le strutture, e a Firenze hanno fatto un complesso eccezionale, voglio dire, là veramente non manca nulla. È una struttura che sta fuori Firenze, perché sta a Bagno di Ripa, è il comune, quindi è fuori Firenze. Però non manca nulla, veramente lì fanno di tutto, vanno a scuola, si allenano, hanno delle attività extra calcistiche, e quello è un esempio, dai. E quello può portare a tenere sotto controllo anche come uno si allena, i campi. Sì, perché li tieni là, dormono lì, mangiano lì, svolgono tutte le attività lì, li tieni monitorati, voglio dire, quindi è fondamentale la gestione dei settori giovanili in un certo modo. Anche da un punto di vista sociale, non solo. Anche da un punto di vista, certo, poi bisogna avere le persone giuste al posto giusto, sicuramente, altrimenti le cose non vengono mai fatte nel modo giusto. Perché non dobbiamo
bisogna investire sulle strutture, ma bisogna investire soprattutto sulle persone. Esattamente, perché non dobbiamo trasformare tutto in soldi, perché può essere un investimento, perché nascono i nuovi campioni, c'è anche un aspetto sociale che ormai non è quantificato, non è presente nel bilancio, ma per quanto mi riguarda è ugualmente importante. Non serve a nulla avere le strutture se non hai le persone giuste al posto giusto. Proprio si cresce così con tanti fattori che ti portano poi alla realizzazione di un progetto. Sì, come educatori, ma d'altronde tutti i grandi campioni citano sempre i maestri che hanno avuto, e non a caso sono sempre dei buoni maestri diciamo di vita, no? È così, cioè l'aspetto umano poi intanto è la base da cui si deve partire, poi chiaramente c'è tutto l'aspetto professionale. Quella è una struttura proprio, lì lo possiamo usare il termine polivalente. Sì, è una struttura veramente realizzata nei minimi particolari. Quando entri là dentro ti vedi la partita, ok? Però capisci tanti altri elementi che sono fondamentali, perché è vero, quello che è importante sono i 90 minuti, però quello che c'è prima e dopo non è da trascurare. Ed è importante quando hai delle basi strutturali e hai delle persone attorno che gestiscono la crescita la quotidianità dell'atleta. È importante che mi dici il prima e il dopo, perché noi pensiamo sempre alla preparazione alla partita e poi c'è il post partita, dove alcuni giocatori per esempio devono fare lo scarico, lo vediamo fare anche ancora a telecamere accese alle volte. Negli ultimi anni è cresciuto tantissimo questo aspetto, è cresciuto tantissimo da parte dello staff sanitario, dei preparatori atletici, curano i particolari. Dopo la partita soprattutto diventa fondamentale, perché poi soprattutto se c'è il riposo sono dei lavori che sono fondamentali, sono fondamentali, diventano fondamentali. E mi ricollego quindi a quella sorta di denuncia che il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha fatto nei confronti della Serie A, che non dà a disposizione al Napoli tutti i dati i dati fisici, insomma, che raccolgono, che poi sono privatizzati e rivendono ad altre società. Quindi l'importanza, cioè non basta, professore, i dati che il Napoli raccoglie in sede di preparazione, ma servono anche i dati della partita per poi evitare dei sovraccarichi e quindi anticipare. Sicuramente, quando più informazioni c'hai meglio è, perché quando più strumenti hai a disposizione più puoi fare dei protocolli di lavoro all'avanguardia, quindi mirati su ogni tipo di calciatore. Tutti hanno due gambe e due braccia, ma sono comunque ogni lavoro va fatto individualmente, dove ci sono delle problematiche. Allora il lavoro individuale non è il riscaldamento prima della partita. Se ci sono delle macchine complesse tipo Buongiorno, vengono fatti dei protocolli terapeutici individuali. Bisogna lavorare individualmente, perché ci sono purtroppo atleti che sono delle macchine complesse e vanno gestiti in modo molto 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 approfondito. Abbiamo sentito parlare delle recidive di Rodri, no? Pallone d'oro, voglio dire, si è fermato 3 giorni fa, si è fermato di nuovo. Non credo che il Manchester City stia trascurando la cosa, stia trascurando Rodri, Due cose, Valerio. La prima, considera che non avere tutti i dati della partita non è poca cosa, perché gli allenamenti a volte, le partitelle sono sul campo ridotto, sono tempi ridotti, sì, ma anche quelli hanno un fine, anche queste partitelle così hanno dei fini specifici. No, non li sto sminuendo, però ho detto non è la stessa cosa, poi hai un avversario, quindi se tu hai meno dati intanto hai dei dati diversi che sono complementari, utilissimi. Seconda considerazione, è talmente banale, ma è giusto ricordarlo, che non tutti siamo uguali, il fisico è diverso. Abbiamo predisposizioni diverse. Soprattutto dove hai la consapevolezza di avere delle problematiche, tipo Buongiorno, sai benissimo che viene da dei problemi abbastanza seri che purtroppo devono essere gestiti. Ed è così, Valerio. A Napoli, è avvenuto anche a Torino. Questo mi ricollega a quello che dicevo, dottore, che è importante il vostro apporto, quindi non solo ovviamente all'interno degli spogliatoi dello staff medico, ma è importante che a questo punto si senta un po' di più la vostra voce, perché se è vero, è un'espressione che a volte si sente in campo non solo sportivo, che il muscolo a memoria, Valerio, quindi tu, anche se hai un periodo di stato di forma dove perdi un po', se ti riprendi il tuo avambraccio ritrova quella, è così, ma anche le predisposizioni agli infortuni hanno memoria, cioè chi è predisposto di più, cioè quando io ho cominciato a farmi male alla caviglia poi è stato un calvario, ed è così fino a che ho finito, cioè di fare sì, lì subentra anche l'aspetto, diciamo, cognitivo, quindi
E anche quello non è da trascurare, no, perché a volte... Io fui seguito da cattivi medici, quello è il problema. Quindi è importantissimo fare questa distinzione, porca miseria. Certo, soprattutto sull'atleta che rincorre spesso in recidive e non ha sicuramente una mente libera per poter poi allenarsi con tranquillità e giocare con tranquillità, perché stai sempre con il campanello d'allarme che ti puoi far male, quindi questa cosa, diciamo, può influire. Senza considerare che non tutti sono destri, c'è chi è mancino e chi è destro, e cambia totalmente. Il peso di sono infinite le variabili. Ci sono tanti elementi. E invece, di nuovo, un qualunquismo incredibile. E sembra viene essere sempre criminalizzato, come quando paga l'ultimo della catena di montaggio di una situazione lavorativa. Qua vengono criminalizzati i medici, nel caso, o lo staff medico, come sono gli ultimi degli imbecilli, quando tra l'altro loro hanno tutto l'interesse che più giocatori possibili non siano sani, ma siano in più forma possibile, si possono mai dare la zappa sui piedi, ma le variabili sono infinite, senza considerare etnie diverse, perché il fisico di Koulibaly era diverso da quello di Mertens. Rifacendoci a Napoli, al calcio Napoli, se abbiamo vinto tanto negli ultimi anni è grazie anche allo staff sanitario, perché le partite le vinciamo anche grazie agli staff sanitari. Sì, io mi ricordo un Juventus-Napoli che Mertens giocò tornando da un infortunio alla caviglia. La prima cosa che lui fece anche gol, vinse 2-1 se non sbaglio in Napoli, ringraziò lo staff medico di averlo rimesso in piedi bene in tempi record. Io questo, tanto ringrazio, se ci dobbiamo dare del tu per me è un onore. Certo che mi devi dare del tu. Però questo è il punto, farli lavorare in serenità. Visto che noi come classe giornalistica ci stiamo riuscendo poco, allora imponetevi voi, detto signori, da questo momento cambiano le regole del gioco, perché se vogliamo parlare da professionisti ci parliamo, nel rispetto della privacy, perché alcune cose possono essere dette, non possono essere, però incominciamo a stabilire una comunicazione un pochino più professionale. Certo, il confronto è sempre crescita, prescindere dalla figura che si occupi. Il confronto è sempre crescere. A me piace tanto parlare con colleghi, con medici, con preparatori atletici, perché ognuno di loro ti può trasmettere qualcosa che ti può servire nel tuo campo. Tra l'altro Rachmani si è fatto male 2 volte, non solo quest'anno, ma anche un'altra volta in nazionale. Quindi tu cambi preparazione atletica, cambi clima, veramente è un argomento affascinante, ma dove le variabili sono infinite. Allora non ci dimentichiamo le nazionali, è quello che ho detto io, tutti tendono a scaricare sugli altri e non ci si coordina bene, perché dice no, allora voglio dire, ma in realtà è arrivato sovraccarico perché sta già... Non funziona così. Maggiore serietà. Ci dovrebbe essere più connessione tra le società e le nazionali, dovrebbe, diciamo, cambiare un po', diciamo, l'atteggiamento. Io non so quanto parlino durante le settimane, nel senso che io spero che non è che arrivino in nazionale e fanno quel lavoro, ma se io per esempio fossi selezionatore vorrei sapere di miei giocatori come sta andando, se c'è un problema, avere proprio un'informazione costante settimana su settimana. Ovviamente poi quando vanno per quei mini ritiri, perché non fare quelle 2 partite, ci si allena, ma non solo vederli o sentirli in quelle situazioni, perché è importante, però io non lo so se questo avviene o meno. Quindi diciamo che diventa fondamentale le relazioni che fanno le società, quindi i club di appartenenza, però le nazionali hanno i loro osservatori che girano, osservano le partite, sono aggiornati sulle condizioni degli atleti. Un esempio recente è proprio quello che è successo con Milinkovic-Savic, cioè il Napoli ha anticipato un problemino alla schiena che aveva il portiere prima della partita del Napoli, quindi gli hanno detto: signori della Serbia, noi facciamo giocare Milinkovic-Savic titolare ma con delle infiltrazioni perché qualche problemino ce l'ha, poi ve lo mandiamo, voi potete controllare che il problemino c'è e se nel caso non lo ritenete utile lo potete rimandare a casa per recuperare. È l'atteggiamento giusto questo. La collaborazione sempre al fine dell'interesse dell'atleta è la cosa giusta da fare. Perfetto. Perché magari lo fai giocare e poi magari lo perdi dopo la partita successiva e diventa più grave. Professore, io ti voglio ringraziare tantissimo. Faccio un elenco salviniano di infortuni giusto per dare un quadro completo agli amici. Grazie a te. No, è perché alcuni sono traumatici che non ci
ci possiamo fare niente. Per esempio, quello di Lobotka, lui ci ha fatto proprio il gesto, quindi ha fatto la spaccata, stiramento, non ci possiamo fare niente. Affaticamento muscolare invece, quello che abbiamo visto per Politano, traumatico era quello di Lukaku, lo abbiamo visto nel tirare, c'è stata quella lesione. Secondo te quanto tempo ci vuole per Lukaku? Ma guarda, io dalle notizie che leggo, sono letture di quotidiani, quindi mi dicono che stia ottenendo dei grossi risultati. Credo dopo Natale. Ok. Credo che dopo le festività siamo, diciamo, un mese e mezzo, 2 mesi di lavoro, dai. Poi quindi aspettiamo. Lukaku è un'altra macchina complessa, voglio dire, non è. Però da quello che leggo, perché poi non ho informazioni dirette su Lukaku, da quello che leggo mi sembra che stiano facendo un buon lavoro e sta accelerando il recupero, quindi se è così, che ben venga, quando prima possiamo vederlo giocare. Insomma, io credo che siamo tutto quasi nella norma di una stagione calcistica. L'unica situazione che secondo me merita un approfondimento è proprio quella di Buongiorno, perché c'è stato qualche problemino, poi c'è stata l'operazione, è ritornato, c'è stata la ricaduta, quindi professor, come lo gestiamo? Lo so, come lo gestiamo? Bisogna gestirlo come protocollo terapeutico. Buongiorno è una macchina, è un grandissimo difensore, non sto io a dirlo, però è una macchina complessa. All'epoca di Pepito Rossi si diceva che aveva un ginocchio di cristallo. Buongiorno va così, è come se fosse una macchina di Formula 1, dai. Adduttori fragili. Ogni elemento non va sottovalutato. Poi si parla di pubalgia, quindi della parte dell'articolazione retto-adduttoria, quindi voglio dire, lì abbiamo un'inserzione di tendini, di muscoli, non è semplice, perciò dico non è un infortunio semplice da gestire. Però questo è il messaggio che deve passare, che non si deve criminalizzare nessuno, né il calciatore. Bisogna fare perfetto. Dobbiamo essere costruttivi, e anche noi addetti ai lavori non dobbiamo dare subito delle notizie che magari non conosciamo quali sono poi la diagnostica, non conosciamo quali sono poi gli elementi concreti e reali del problema, quindi bisogna fare molta chiarezza prima di dire qualcosa. Sì. Tu pensa, Valerio, che l'anno scorso Lukaku non ha fatto la preparazione con Conte perché era sospeso, che non sapeva se poi alla fine in che squadra avrebbe giocato, e non si è infortunato e ha fatto una stagione comunque da leader. E poi ma anche lì sono stati bravi a portarlo, hanno portato step by step fino poi dicono che sia veramente scrupolosissimo nella sua gestione fisica. Quest'anno ha fatto la preparazione, c'è l'imponderabile, e quindi non puoi dire, vedi, è arrivato sovrappeso o scarico, no, concentratissimo, vogliosissimo di spaccare il mondo. C'è anche l'imponderabile, e tra l'altro non l'ha fatto come, diciamo, c'ha 20 giornate, ha giocato 20 partite in 7 giorni, no, era ancora in estate. Questa cosa è importante. Io ho guardato l'azione dell'infortunio, valutiamo la dinamica dello scatto, come ha posizionato il corpo in rapporto, diciamo, alla palla, aveva il difensore addosso. Esattamente. Non dobbiamo essere superficiali. Quello che insisto è uno sport di contatto. L'ho rivista quella dinamica dell'infortunio. Cade male, calcia in un modo strano, aveva il difensore addosso. Magari lui, che poi ha la caratteristica di proteggersi sempre, quindi tende ad allargare le braccia. Speriamo che quando prima ce l'abbiamo disponibile. Fa piacere dare voce al dottor Caprioli, che ringrazio tantissimo. Dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Ognuno di noi nel suo piccolo deve dare il suo contributo per migliorare questi aspetti che non devono essere trascurati. Sicuramente ci sono tante pressioni, tante cose possono essere fatte, non vengono fatte perché magari ci sono delle pressioni che del sistema. Quindi anche più report mi auguro anche più report degli allenamenti, in modo tale che non ce la inventiamo la notizia, ma leggiamo quello che è la verità. Forse siamo poco europei in questo. Grazie infinite a Guido, grazie infinite dottor Caprioli. Ciao a tutti. Ciao. Tu trovi tutti come fece lui, e proprio come Monaco Life is Life.
Ciao.